Il suo medico è tra quelli che sono rimasti? No, sì, sono rimasti, il mio è rimasto, allora non mi preoccupo, però mi dispiace perché tutti gli altri hanno bisogno. A questa signora è andata bene, ma non si può dire lo stesso per oltre 1000 dei suoi compaesani. A Ponzano, infatti, dal 1° dicembre scorso mancano all'appello 2 degli 8 medici di famiglia in servizio nel territorio comunale. Una dottoressa, infatti, è andata in pensione e l'altro medico, che condivideva con lei l'ambulatorio, si è trasferito a Povegliano. Circa 1500 pazienti sono quindi rimasti per certi versi a piedi. Alcuni, per visite e ricette, devono allungarsi fino a Povegliano. Altri hanno cercato invano di bussare alla porta degli altri medici di base presenti. Tutti i medici a Ponzano Veneto hanno più, chiamiamoli clienti, di quelli che dovrebbero. Pazienti, bravo. Si sono rifiutati, nel senso che dicono: noi abbiamo già, come la convenzione con l'URSS, abbiamo i nostri 1500 e qualcosa pazienti e non abbiamo intenzione di allargarci di più. La situazione è a dir poco critica e poco efficace la soluzione trovata in via provvisoria con l'arrivo di un medico da Morgano per poche ore a settimana. La soluzione vera sarebbe quella di far venire altri 2 medici qui, cioè chiudere il buco che si è creato. Per reintegrare l'organico dei medici, CGIL e CISL hanno dato il via ad una petizione che si può firmare nelle farmacie del comune e nei vari punti di raccolta, come questa mattina al mercato di Paderno. Ho già firmato la carta per avere che si vergognassero, che dobbiamo andare a Povegliano. Buona parte della popolazione la prende a cuore. Cerchiamo di ottenere 2 medici qua che resti in comune. Alla fine, a subire il disagio maggiore sono gli anziani, per i quali diventa un'impresa anche solo ottenere una ricetta. Dobbiamo mettere nel banzetto, là dentro in una cosa, una busta con nome e cognome, con tutte le medicine e poi dopo darlo a prendere ogni 3 giorni. Insomma, diventa in macchina.